Stati fatali all'ambasciatore russo in Turchia Andrei Karlov, ucciso in un attacco ad Ankara. Stava parlando nella galleria di arte contemporanea quando un uomo, Mert Altintash, 22 anni e componente delle unità antisommossa, ha aperto il fuoco contro di lui al grido «Non dimenticatevi di Aleppo, non dimenticatevi della Siria». L'assalitore è stato ucciso dagli agenti. Le condizioni del diplomatico sono apparse subito disperate. Il Ministero degli Esteri russo lo ha definito un atto terroristico. Karlov, che aveva iniziato la sua carriera nel 1976, era alla guida dell'ambasciata di Mosca in Turchia dal luglio 2013. L'attacco si inserisce in un contesto politico incandescente. In Turchia si susseguono le manifestazioni di protesta contro il coinvolgimento di Mosca nel conflitto siriano. Il presidente turco Erdogan ha chiamato il suo omologo russo Putin. L'omicidio dell'ambasciatore di Mosca rischia di incrinare di nuovo i rapporti tra Turchia e Russia, ricuciti la scorsa estate. Le relazioni erano state interrotte a seguito dell'abbattimento il 24 novembre dello scorso anno di un jet russo da parte delle forze turche sul confine con la Siria. La tensione torna a salire quando mancano poche ore dagli incontri previsti a Mosca tra i ministri degli esteri e della difesa di Russia, Turchia e Iran per discutere degli ultimi sviluppi in Siria.